Il mondo è in lutto per la morte della regina Elisabetta, c'è grande fermento. Noi vogliamo cercare di capire come stanno vivendo anche i bergamaschi a Londra questi giorni. Ci colleghiamo con Radames Bonaccorsi Ravelli, che è presidente del Circolo Bergamaschi a Londra. Eccolo qua, benvenuto, buongiorno. Grazie Paola per questo invito e per questo momento particolare. Come si sta vivendo? Immagino che l'età della regina in qualche modo portava, no, a pensare che prima o poi questa notizia sarebbe arrivata, anche se molti pensavano che avrebbe raggiunto il secolo di vita. Voi come state vivendo? La comunità bergamasca che è stata accolta appunto soprattutto a Londra, tu per esempio hai trovato lavoro, ti sei realizzato, hai deciso di continuare, di restare a vivere in quel paese, come hai vissuto? È un po' la tua anche di regina? È un po' la mia regina perché per 25 anni è stata la mia regina, la regina Elisabetta II. Fino a giovedì nessuno pensava che potesse morire perché abbiamo visto che ha ricevuto la nuova prima ministra martedì, salutata, stava benissimo, e giovedì mattina sono iniziate ad arrivare le news che la regina non stava bene. Quando è stata data la notizia che è morta, è come se qualcosa ti mancasse di colpo. Nessuno avrebbe mai immaginato che morisse a 96 anni perché tutti quanti pensavano che poteva raggiungere l'età della madre, 102 anni. È come veder morire di colpo la nonna o la mamma. È una mancanza per noi inglesi qua a Londra e per noi bergamaschi. Era una donna molto simpatica, disponibile, intelligente, sempre con l'umore, era una regina dolcissima. Ti è mai capitato nel corso di questi anni in qualche modo di trovarti a pochi passi dalla regina? Sì, l'ho avuto la possibilità nel 2002 e altre volte, specialmente nel 2002 a Windsor Castle, perché ci stava alla disposizione dei disegni di Leonardo da Vinci, e mi era stata data la possibilità per 2 ore di poterli visitare e vederli con calma, e dopo 45 minuti, un'ora che ero dentro, mi sento uno che tossiva, mi gira e c'era la regina dietro di me che mi chiedeva come mai di questa voglia di vedere i disegni di Leonardo da Vinci qual era lo schizzo di Leonardo da Vinci a cui mi interessava. E gli feci vedere un putto di Leonardo da Vinci che era disegnato molto particolare, e invece lei mi indicò il disegno del cuore di Leonardo da Vinci nelle sue strutture e nella sua forma. Era una donna intelligentissima, era alla mano, disponibile. Per me personalmente è come se venisse a mancare la nonna, per l'età che aveva. Senti un po', adesso c'è il nuovo re, Carlo III, che molti definiscono di personalità ben diversa dalla madre, molto colto, però mi sembra che non tutti siano così entusiasti di questo passaggio. Qualcuno sperava in una sua abdicazione a favore del figlio William, che è molto più amato, almeno sembrerebbe così dalle cronache dei giornali, dei tabloidi. Cosa ne pensate? Allora, da voci di corridoio, poi non si sa se è vero o falso, c'è stato un piccolo problema dopo la morte della regina, che si pensava che la corona passasse direttamente a William. In realtà è diventato Carlo re. Ha 74 anni, è un re molto particolare, amante della natura, e ha sempre voluto partecipare a determinate cose. È una persona totalmente diversa dalla madre, molto più diretto nelle sue cose, molto più semplice. Sarà un problema perché gli inglesi preferiscono William. Preferiamo William perché è più giovane, più disponibile, più alla mano. Io ebbi la possibilità di conoscere Caterina a Hyde Park Corner anni indietro, quando era ancora duchessa di Cambridge, ed è una persona simpaticissima, amorevole. Sono totalmente diversi da Carlo. Carlo è stato cresciuto dalla nonna con una cultura vittoriana edoardiana. William è stato cresciuto dalla nonna, dal nonno, con una cultura totalmente diversa, in un periodo
diverso di più ancora del moderno. Senti, l'ultima battuta, si dice appunto che diciamo, tra il personale della famiglia reale ci siano anche molti bergamaschi, addirittura si parla in cucina, quindi che pensare naturalmente che una persona sia affidata alla cucina significa avere grande rispetto e grande fiducia, perché si porta a tavola e il cibo ai reali. Si parla anche del moscato di Scanzo servito alla regina, non so se tutte queste cose che ci legano diciamo, a Palazzo Reale siano effettive o siano leggende metropolitane. No, sono vere, non sono leggende metropolitane. C'è una cuoca di 19 anni che lavora a Buckingham Palace di Bergamo, c'è il vino che tu hai detto, in più ci sono dei formaggi e prosciutti che arrivano direttamente dalle valli bergamasche a Buckingham Palace e sono state scelte da Carlo tempo indietro. La famiglia reale è legata in modo diretto e indiretto a Bergamo perché era una città che piaceva molto alla principessa Margaret. E Elisabetta venne a Bergamo e amava anche Giovanni XXIII, che lo chiamava un pontefice molto umano, molto alla mano anche. Ci sono molti legami. Grazie a Radames, avremo modo magari di tornare ad occuparci, a capire un po' come se cambia anche in qualche modo qualcosa poi nel vissuto di tutti i giorni con questo cambio naturalmente al trono e naturalmente ancora il dolore e il lutto per la scomparsa della regina Elisabetta. Grazie, buon lavoro.